Ring 21:01, buonasera, ben ritrovati in diretta su TV12 a parlare di Udine, di quello che succede nella zona del Friuli. Abbiamo di fatto, come sapete ancora una volta, un tema centrale, perché negli ultimi giorni, con gli ultimi sviluppi e sul fronte giudiziario, poi vedremo che cosa ci ha detto oggi l'avvocato che rappresenta il giovane trevigiano che ha tirato il pugno a Shinpei Tominaga. Negli ultimi giorni si è alzata ulteriormente la temperatura della tensione in città a Udine, perché si è consumato quello che possiamo definire, questa sera poi lo sentiremo anche dai nostri ospiti, comunque uno scontro. Cioè quell'ordinanza, l'avevamo già capito anche mercoledì scorso in questo studio fresco diciamo di decisione, non piace ai rappresentanti dei pubblici esercizi, perché dicono fondamentalmente colpisce noi, colpisce solo una parte forse minoritaria paradossalmente del problema, cioè l'alcol, quando invece potrebbe essere la droga. Però lo stesso alcol viene imputato dal legale che cita appunto l'alterazione dei protagonisti che poi hanno colpito, il protagonista che poi ha colpito Shinpei Tominaga causandone la morte, ma insomma di questo e di molto altro parleremo con tanti servizi e approfondimenti. Anticipo subito una cosa, ringraziando Alessandro Fiermonte e Francesco Zilli in regia. Nell'ultima parte questa sera trasmetteremo, come abbiamo anticipato in questi ultimi 2 giorni, una intervista esclusiva. Sono Johan e Michaela, cioè i genitori di Patrizia, morta nel Natisone insieme a Bianca e Christian, come sapete, in quel maledetto venerdì di fine maggio. Hanno scelto di aprirci le porte di casa, lo hanno fatto a Francesco Pezzella e Pietro Piccin, e quindi nell'ultima parte, attorno alle 22:30, vi anticipo, trasmetteremo questa intervista integrale che è molto toccante. Tante storie, la vita di Patrizia, la sua casa, la camera, i ricordi, i sogni e tante foto. Poi anche alcune cose che hanno scelto i genitori di farci vedere, come un video di ricordo degli amici, di omaggio per l'amica che non c'è più. Quindi alle 22:30 trasmetteremo questa intervista. Ora vi presento gli ospiti. Prima vi faccio vedere però il sondaggio. Quindi sicurezza, stop alcol e scontro comune commercianti. Voi che cosa pensate? Quindi continuate a rispondere al sondaggio che abbiamo lanciato questa sera nei nostri telegiornali. Sicurezza, l'ordinanza anti-alcol, chi ha ragione secondo voi? Cioè comune, che poi adesso vedremo, c'è una sfumatura anche su questo, comune ma in realtà la prefettura che in quel comitato ordine e sicurezza decide questa opzione, cioè questa ordinanza, o i commercianti che dicono sbagliate, colpite essenzialmente noi, non è l'alcol la sola causa, comunque non siamo noi, ci create un danno. E infatti sapete, lunedì si celebrerà, è l'8 luglio, il Consiglio Comunale straordinario alle 17, alle 18 la serrata in protesta dei pubblici esercizi, e di fatto in contemporanea ci sarà quella passeggiata, quel corteo silenzioso che ha organizzato Udine Sicura per le vie della città, quindi tutto che seguiremo in diretta lunedì, perché sarà un momento importante di confronto. Il confronto c'è stato già e molto sui nostri schermi in questi giorni tra Ring e Friuli in diretta, però là sarà la sede deputata, cioè quella del Consiglio Comunale straordinario dedicato alla sicurezza. Allora comincio dalla maggioranza presentandovi Lorenzo Corattini della lista dei Toni. Sindaco, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Al suo fianco Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Il sindaco di Pradamano PD Enrico Mossenta. Grazie sindaco, buonasera. Buonasera. E poi Luca Onore Vidoni di Fratelli d'Italia. Buonasera. Loris Michelini, Identità Civica. Buonasera a tutti. E poi c'è Giovanni Pigani, Confcommercio Pubblici Esercizi. Buonasera Presidente, grazie per essere Buonasera. Beh, non sono Presidente. Vabbè, insomma, quello no, però sempre rappresentante. Rappresentante della categoria. Allora, mi fate vedere di nuovo il sondaggio, ragazzi, e poi quindi rispondete, non ho ricordato il numero, 375 64 58 500, dite la vostra, commentate, fate domande, raccontateci quello che succede, insomma, quindi come sempre possiamo avere un dialogo diretto e multimediale come sempre qui a Ring. Ora partiamo facendovi vedere
in ordine. Poi oggi ha risposto il vice sindaco ancora una volta Venanzi, perché l'ordine, la consecutio è questa: dopo l'ordinanza Confcommercio si arrabbia e dice questa cosa qui non va bene, incontrano prima il prefetto disponibile a delle modifiche, no? Pigani, se non ricordo male, è andata così, lei intervenne già settimana scorsa qui a Ringa, incontrano il prefetto, mi sembra disponibile tra l'altro delle opzioni ulteriori, poi inviano questa comunicazione in cui dicono noi chiudiamo, protesta, saltano anche alcuni eventi per la notte bianca sì. E quindi questo già incide ulteriormente anche sui cittadini che insomma percepiscono anche questa tensione, se vogliamo definire così, e poi ne discuteremo come abbiamo già detto, e quindi poi a stretto giro, dopo questa comunicazione del Confcommercio, arriva la conferenza stampa di sindaco e vice sindaco De Toni e Venanzi. Quindi cominciamo dal perché, vediamo Confcommercio, perché non vi piace questa ordinanza, poi rivedremo il sindaco, insomma ne parliamo. Quindi cominciamo da qui. Confcommercio non ci sta e non digerisce l'ordinanza anti-alcol emanata dal comune di Udine dopo i gravi fatti che hanno coinvolto Shinpei Tominaga. Come non mai la categoria degli esercenti si sente marchiata per colpe non sue ed esprime la sua rabbia tramite la voce di Giovanni Pigani, mosso da un grande sostegno anche politicamente trasversale da parte di tutti gli esercenti. La protesta è una cosa che mi ha proprio colpito girando i nostri associati, è di un problema di moralità, di etico, di essere stati attaccati come categoria, non centrando il vero problema di sicurezza, cioè andando a cercare un problema palliativo, l'alcol eccetera, proprio come ben dicevi, che si beve già dalle 8, alle 9, alle 10, alle 11, quindi sì, è stata proprio una sorpresa vedere come la categoria si sia unita e abbia chiesto di farci sentire. Per questo gli esercenti di Udine hanno deciso per una importante doppia iniziativa. La prima, boicottare la notte bianca interrompendo qualsiasi discorso col comune, in particolare relativamente agli eventi musicali, e indicendo una serrata per lunedì 8 luglio, la giornata in cui ci sarà il consiglio straordinario in comune per la sicurezza. Il duro colpo non vuole essere politico, ma vuole essere un colpo in cui il comune, come sempre ha fatto, perché bisogna dire la verità, noi siamo seduti, come ho saputo che hanno detto, noi ai tavoli ci hanno sempre chiamati, però poi su un problema così grave si sono scordati di chiamarci, cioè di farci sedere e magari insieme di potergli suggerire il fatto che magari questa volta non eravamo noi il problema sicurezza. Però abbiamo visto che il problema della chiusura non è stato quello che ha portato un beneficio, ma invece abbiamo visto che il rafforzare le pattuglie e i pattugliamenti notturni, diurni, anche con i poliziotti a piedi in centro, poi adesso sembra siano arrivate altre 60 unità, quindi sono questi gli interventi che vanno messi in campo. Allora, così, tanto poi lo dico, in qualsiasi momento anche il sindaco volesse dire qualcosa, insomma so che era impegnato altrove in questi giorni per impegni istituzionali, ma insomma siamo sempre disponibili, lui lo sa perché gli inviti si ripetono, ma insomma anche perché è giusto che intervenga e parli a coloro che ci seguono. Cosa dico? Trovo ridicolo che il vice sindaco metta il becco su situazioni che non può capire, che competenze ha per decidere la sicurezza. Beh, insomma, si confrontano sempre le istituzioni anche nel comitato di ordine pubblico, ma insomma poi discutiamo di tutto ciò. Pigani, un flash, boicottaggio cosa vuol dire? Serrate è chiaro, alle 18 insomma tirerete giù le serrande, no? Chiaro? Vabbè, nel giorno del Consiglio Comunale straordinario. Boicottaggio in cosa? Cioè quali eventi saltano? Praticamente c'era un accordo con il comune per la notte bianca, perché praticamente i commercianti chiedevano anche di farla il venerdì, i nostri associati. Il comune aveva accettato questa opzione, però non c'erano eventi in campo. Allora fare una notte bianca senza attrattive per la gente che venga in città ci sembrava una cosa abbastanza diciamo solo sulla carta. Quindi ci siamo seduti e abbiamo concordato assieme di unire le forze. Il comune ci avrebbe dato i permessi e avrebbe fatto tutta la parte burocratica per realizzare dei concerti in alcune vie, e noi avremmo pagato come commercianti chi aveva aderito i concerti per animare la città. Detto questo,
È arrivata l'ordinanza, esatto, e il problema è stato che si è rotto un patto, cioè siamo stati... E quindi saltano quei concerti. Esatto, quello che noi come Confcommercio, tra l'altro, avevamo anche reso i nostri uffici disponibili a gratuitamente sostenere poi tutta la parte di inoltrare la scia, tutte queste cose che dovevano essere fatte. E purtroppo è successa l'ordinanza non è piaciuta a nessuno dei nostri associati, nessuno non è giusto perché qualcuno ovviamente anche la vede di buon occhio, giustamente, come in una democrazia. Sì, non c'è l'unanimità, vabbè, non abbiamo il 100% dei voti, ma possiamo dire che l'80% almeno dove ci siamo riuniti, chiaro, poi se uno non è venuto e magari era contrario, questo purtroppo io non lo posso sapere, come succede in Italia molte volte ci si lamenta delle scelte degli altri, hanno votato, hanno torto. Senta, quindi non ho capito, quali sono i concerti che saltano che avevate organizzato? Allora, non ne eravamo neanche annunciati perché purtroppo... Li annunci adesso? Non li possiamo dire perché ovviamente... Non c'era Vasco? Erano ovviamente cose più piccole, minori, però che avrebbero portato la città a essere vissuta, tra l'altro, fino alle 23:59. Il nostro proprio claim della serata era 23:59 perché alle 24 volevamo che cominciasse il primo saldo in città, che la gente andasse dalle nostre animazioni che le aveva intrattenuti a comprare il primo acquisto. Quindi convincere le persone a venire in centro, finito il concerto, proprio per andare poi a comprare. Esatto, questa era l'idea. Va bene, ha rappresentanti diretti per via attraverso dell'amministrazione. Cosa vuole dire? Lista dei toni. Croattini, cosa gli dice? Cosa gli dico? Che purtroppo questa cosa qua non è stata condivisa con noi. Questa è stata una cosa che tutti hanno recepito male, perché dici su un programma del genere, anche perché se reputi che l'alcol, la vendita di alcol dopo una certa ora sia un problema, chi meglio di noi può sederci, perché ho sentito in questi giorni tantissime campane, no? E mi dicono, ma voi avete tra i vostri esercenti anche chi non fa bene, Allora, a me se non concesso che bisogna capire se sono nostri associati o no, perché io rappresento solo i miei associati. Magari non si comporta benissimo. Esatto, però non siamo noi che dobbiamo andare a dirgli guarda che ti stai comportando male. Eticamente io lo posso fare, se lo conosco posso dirgli guarda, non è meglio che ti comporti meglio, però poi ci sono le leggi, ci sono gli strumenti di controllo per verificare che chi non lavora bene, cioè voglio dire, per strada non è che se uno va a 150 all'ora vietiamo le macchine, andremo a prendere chi va a 150 all'ora e gli spieghiamo che bisogna andare. Però voi non avete uno che va a 150 all'ora che sappiate tra gli associati? Tra gli associati non credo, però non posso dare posso alzare la mano, esatto. Allora, se la colpa fosse dell'alcol, il Friuli sarebbe stato alla ribalta per la delinquenza, grandissimo. Vabbè, però diciamo, anche questo ha animato un grande dibattito, un SMS molto simile è arrivato anche settimana scorsa. Allora, il problema è che non vi hanno coinvolto. Lei dice che è una questione etica morale perché di fatto è come se la prendessero con noi. Aspetti lì. Ora voglio sentirvi tutti, vi farò ascoltare di nuovo il sindaco e il vice sindaco, vi farò ascoltare l'integrale del vice sindaco oggi durante Friuli in diretta. Croattini, cosa rispondiamo? Intanto è una ordinanza contingibile urgente che, come già è stato detto, è stata sollecitata dal Comitato di Ordine e Sicurezza. Quindi una cosa straordinaria che ha un tempo di applicazione limitato, 30 giorni. Io quando io non mi interesso direttamente di sicurezza eccetera, ma ovviamente ho letto appena uscita l'ordinanza e sinceramente mi sembrava abbastanza ben dosata, nel senso che i pubblici esercizi possono continuare la loro attività di mescita all'interno fino all'1, se non sbaglio. Corretto. Quindi la penalizzazione in parte c'è, è vero, però è stata dosata. La vendita per asporto è gradata in maniera diversa tra città e zona di borgostazione, dove il problema è diverso effettivamente. Quello che contesto alle dichiarazioni è il fatto che la dichiarazione ci considerano parte del problema. Io penso che nessuno abbia pensato che gli esercenti siano parte del problema. Parte del problema è l'alcol, è l'assunzione
incontrollata dell'alcol, e anche voi lo sapete bene quando avete a che fare con qualcuno che ha bevuto troppo e ve lo dovete gestire all'interno del vostro esercizio. Quindi questo è un segnale alla cittadinanza, ma che il problema non sono gli esercenti, è un'assunzione esagerata dell'alcol, quindi questo deve essere assolutamente chiaro. C'è una penalizzazione economica? Sì, io ritengo abbastanza limitata. Qualche esercizio di più? Una birreria a caso, ovviamente, che ha quella un po' di lunghi. meno, ma ce n'è invece qualcun altro che è molto di più, parliamo di quasi il 50%, 20, 30, 40% di fatturato, cose importanti. Dopo l'una di notte. Sì. Chi lavora soprattutto i venerdì e i sabati, che lavora con la mescita di cocktail eccetera, quindi sul dopo cena, ovviamente lì la penalizzazione non è proprio uno scherzo, ecco, diciamo. Sì. Ecco. La mia impressione, che non sono un frequentatore assiduo di locali, soprattutto dopo una certa ora, ma la mia impressione è che appunto l'impatto dovrebbe essere limitato nel contingente, ma soprattutto nel tempo. È un segnale che si è voluto dare, sapendo bene che non è con questa ordinanza contingibile urgente che si risolvono i problemi. I problemi si risolvono con tutte le azioni che sono state appena citate, dopo possiamo tornare, di intervento, di controllo del territorio, di tra virgolette repressione di determinati, e anche senza virgolette, di repressione di determinati comportamenti, atteggiamenti, abitudini eccetera, e poi un'azione complessiva, perché il problema della violenza, della delinquenza eccetera è variegato, perché quello che è successo al povero Tominaga è un aspetto, quello delle baby gang è un altro, quello della presenza in via Leopardi di immigrati con più di qualcuno probabilmente dedito allo spazio, un altro problema ancora. E quindi problemi diversi che hanno radici e quindi soluzioni diverse. Quindi questo volevo dire, soprattutto che ovviamente nessuno ha mai pensato che gli esercenti siano parte del problema. Difatti gli esercenti si sono veramente arrabbiati proprio per queste parole, nel senso che hanno detto nessuno ha mai pensato che siamo il problema, ma siamo stati gli unici attaccati da un'ordinanza, perché altro non c'è scritto su quell'ordinanza, no? Ci sono tutta un'altra serie di attività. E soprattutto no? E non ha risolto, sapevamo tutti che non risolveva niente, quindi tutti l'hanno letta come un bel foglietto da dare all'opinione pubblica e ai nostri cittadini per dire ma noi abbiamo fatto una cosa, pur non so se stiamo sparando alla quaglia prendendo il cinghiale, però il concetto è che non abbiamo fatto la cosa giusta, perché in questa settimana sono state le risse. Qual è la cosa giusta? Poi voglio sentire tutti, è già volato il tempo. Qual è la cosa magari qui dicono alcuni gravissimi episodi hanno rovinato la nostra splendida città, no? Perché è anche una sorta di cortocircuito, perché è un impazzimento, purtroppo anche la tragedia, no? L'abbiamo detto, una cosa strana, i due episodi più gravi negli ultimi tempi sono dovuti a trasfertisti della delinquenza, insomma, vogliamo definire gli episodi gravi, ecco, non so come vogliamo definirli. Qual è la soluzione? Perché io lo so che lei mi dirà questa roba qui, bloccate la vendita, non cambia nulla, perché in realtà l'alcol, quelli mica vengono a prendere 15 euro di cocktail, no? Solo comprano al supermercato. Allora la soluzione purtroppo, adesso glielo dico, non la troveremo con una bacchetta magica, con le mie parole di adesso, che io posso dare delle idee perché ne abbiamo, le abbiamo sviluppate assieme a tutto il nostro, ai nostri, adesso ve le dico, però la soluzione di questo problema, secondo me e secondo la nostra categoria, è l'unità e non fare demagogismo, perché è un problema nuovo che si è venuto in questa città che non aveva, diciamo, avuto mai problemi di esagerazioni, di queste attacchi in strada, baby gang, cose che fortunatamente non erano mai accadute. Lo ribadisco anche che il prefetto ci ha detto una cosa bellissima, che dice ho trovato una città stupenda, voglio mantenerla,
no, un'isola felice, e voglio lasciarla felice. Quando in giro per l'Italia mi dicono ma tu lì vivi in un'isola felice. No, e grazie a tutti noi, grazie alle forze dell'ordine, grazie a tutte le amministrazioni. Questo è un merito di tutta la comunità. Allora, fermi che voglio sentire tutti. Ci fai ascoltare Ale e Francesco, bravissimi. Allora, con la conferenza stampa subito dopo il vostro comunicato, il vostro intervento di sindaco e vice sindaco, vediamo. Da parte nostra la porta è sempre aperta, dispiace che in questo momento forse si stia utilizzando un momento drammatico per la nostra città, un momento nel quale la nostra città ha sofferto parecchio e noi di questo dobbiamo rendercene conto e vogliamo in tutti i modi evitare speculazioni. Ecco, se c'è qualcuno che vuole speculare, bene, glielo lasciamo fare. Noi vogliamo chiarire anche con questo punto stampa che non è nostra intenzione farlo. Non si è fatta attendere la risposta del Comune di Udine a Confcommercio ed è arrivata in un punto stampa convocato per la giornata di martedì 2 luglio alle 12 nel Salone del Popolo. Dopo le chiare indicazioni del vice sindaco Alessandro Venanzi, ci ha pensato Alberto Felice De Toni a chiarire alcune situazioni. Siamo abbastanza sorpresi perché questa richiesta dell'ordinanza è emersa durante il comitato di ordine pubblico convocato dal prefetto. Dopodiché so che in un incontro fatto dalle categorie economiche con lo stesso prefetto aveva consigliato loro di andare verso un codice di autoregolamentazione sul tema. Ecco, quindi io spero che si vada verso questa direzione anziché, come è stato annunciato, appunto un boicottaggio della notte bianca che secondo noi non aiuta la città a risolvere i problemi, ma anzi li acuisce. Il primo cittadino di Udine è intervenuto anche sulla correlazione tra atti di violenza e utilizzo di bevande alcoliche, un punto secondo lui fondamentale. Che la sicurezza viene prima di ogni cosa e questo ce lo chiedono i cittadini, la limitazione sia abbastanza soft e che quindi non configuri un atteggiamento appunto di boicottaggio di un'iniziativa, ripeto, la notte bianca, che abbiamo raddoppiato su richiesta di loro stessi. Quindi ci vuole collaborazione, dallo scontro non esce niente. Comunque, come ha detto che è ricevibile comunque il dire che l'alcol non influisce su questo? Hanno dichiarato anche le persone che sono addirittura coinvolte nell'episodio e quindi chi fa certe affermazioni è opportuno prima che si documenti. Va bene, Vidoni, poi voglio sentire tutti quanti, dai. Allora, per quanto riguarda l'ordinanza, è vero che l'ordinanza è un provvedimento di carattere urgente, però è anche vero che dal momento in cui è stata annunciata questa ordinanza, che appunto dopo la riunione del comitato di sicurezza in prefettura, il sindaco l'ha firmata dopo un paio di giorni, quindi in questo periodo c'era tutto il tempo per sentire e confrontarsi anche con i rappresentanti delle categorie economiche. Noi non siamo contrari a priori ovviamente al provvedimento a questo tipo di provvedimento, però ovviamente non siamo d'accordo sul metodo con cui è stata intrapresa, al netto del fatto che per un anno questa amministrazione, il sindaco, l'intero centrosinistra ci hanno detto che Udine era una città sicura e che non c'erano problemi. Noi per mesi, per settimane, anche in questi studi abbiamo denunciato più volte la situazione in cui stava degenerando e invece abbiamo dovuto assistere a questa tragedia, la morte di un nostro concittadino, per vedere un cambio totalmente di passo da parte appunto del sindaco e dell'amministrazione. Sul tema ordinanza c'è anche da dire questo, che secondo me si è creato un po' anche di confusione su come è stata comunicata questa ordinanza e soprattutto anche queste divisioni che ci sono all'interno dell'ordinanza, perché è inutile mettere il divieto della vendita per i locali pubblici da sport o per borgo stazione dalle ore 18 e dalle ore 21. È un provvedimento anche un po' contraddittorio, perché le persone che si trovano in borgo stazione si spostano di 50 metri, vanno in centro, possono andare benissimo al market della Conad di via Vittorio Veneto, che mi hanno segnalato più volte che anche lì ci sono stati degli episodi in cui queste persone sono entrate dentro e addirittura hanno rubato le bottiglie quindi dell'alcol. le metti alle 18 tutte o 18, 21 lì vicino. Sì, ma quello che bisognerebbe anche forse mettere, piuttosto andare a colpire quei piccoli i negozi, i piccoli market,
e a loro togliere la vendita dei superalcolici. E vanno da un'altra parte, lo hai detto tu adesso. No, perché comunque... Se lo vanno a comprare la mattina in un altro quartiere, in un'altra zona. Queste persone, questa gentaglia, tra virgolette, non è che va nei ristoranti, nei bar a comprare l'alcol, è più facile che vada. E quindi è bene farlo in borgostazione. Ma su questo siamo d'accordo. È meglio, il dato dell'ordinanza perfetto, cioè, che è stato scritto, è stato secondo me anche centrato, però è troppo piccolo l'area che è stata... Cioè bisogna fare tutta la... Sì, ma il consumo, non la vendita, il consumo per strada, va vietato il consumo della bottiglia, tu non ti devi sedere sugli scalini del comune o di fronte a bere la tua antivetro, bottiglia. la cosiddetta ordinanza antivetro. Tu non ti porti la bottiglia da casa perché chi vuole sbronzarsi è quello proprio che si compra la bottiglia quando vuole, la mattina, il giorno prima, va all'autogrill, non lo so. Su quello posso essere d'accordo. Allora, infatti tutti quando avevamo sentito il sindaco ci aspettavamo l'ordinanza antivetro, che non mi pare, no? Poi... No, non c'è l'accordo con la NET per fare dei passaggi sì, per poter di pulizia, ma un conto sì, per il rischio che uno prenda la bottiglia, la rompa e aggredisca qualcuno. Un altro è dire così quelli non si siedono più sugli scalini con la bottiglia di vetro e quindi non si sfondano. Ma che non sia di vetro non è un problema. Sì, fermi, dai, sindaco, come la vede lei? Poi Michelini e Sergo, dai. Allora, innanzitutto bisogna distinguere e tenere da una parte quello che sono elementi tragici che sono accaduti certo. E invece quella che è l'analisi della situazione. E sulla prima parte penso che tutti siamo rattristati o non abbiamo parole. Certo. Sulla seconda parte bisogna capire invece cosa bisogna fare. Quali sono le misure migliori? Forse nessuno ha la bacchetta magica per la misura migliore, che sia l'ordinanza solo di un borgo più grande, di un orario piuttosto di un altro orario, no il vetro per strada e quant'altro. Questo è forse bisogna costruire un pacchetto di azioni, dove dentro il pacchetto di azioni c'è magari anche la maggior sorveglianza del territorio, la maggiore assunzione di polizia locale piuttosto che altre forze dell'ordine. Ma non è un problema che nasce adesso. Certo. È un problema che esiste da anni, da diversi anni esiste questo problema. Diciamo un post-Covid come data che noi abbiamo notato un vero cambio. Può essere che ci sia il post-Covid, ma ci ricordiamo che già un po' di anni fa si diceva che città di Udine non era sicura e quant'altro. Poi dopodiché faceva parte di quella battuta, appunto, su quale torno, bisogna capire se è solamente un racconto, una narrazione, una speculazione fine a se stessa, quella città non sicura, perché è da molti anni che viene raccontata. In realtà ci sono dei momenti o dei momenti di fuoco in cui si alza questo livello, magari si alza anche l'attenzione verso determinate tematiche e momenti sulle quali ridicade. Dopodiché su questo appunto cosa si costruisce, forse quello che è stato suggeriva anche lei prima, mi sembra che il vice sindaco di Udine, ok, qui siamo in una situazione di emergenza, è stata dettata da un comitato di sicurezza, non tanto per volontà o semplice volontà di quella che poteva essere l'amministrazione comunale di Udine, prima di fare passi esagerati come boicottaggi e quindi arrivare a uno scontro muro contro muro, che posso capire che nelle corde ci sia, la tensione si può anche sentire, soprattutto da chi fa l'imprenditore e vive di queste cose e non si può non capire. Forse è meglio fermarsi 3 secondi e trovare quanto prima una soluzione. Quello che a me preme però sottolineare è un'altra cosa. Ci sono momenti in cui ci sono queste tensioni, non li conosciamo. Per quale motivo arrivano da fuori regione? Per quale motivo in questo momento ci sono questi scontri fra baby gang e prima magari 3 mesi fa, 5 mesi fa non se ne sentiva parlare? Momenti di questo mi preme sottolineare, non è una cosa nuova e forse esisteva anche quando noi eravamo giovincelli. Sì, ma con termini diversi, perché adesso i coltelli non c'erano, spaccarsi una bottiglia, perché il problema... Capiamoci, non è una cosa che Udine affronta negli anni 2020, 24, 23. Quando il sottoscritto aveva 14-15 anni, sapeva come andavano a finire determinate feste in determinate aree, oppure quando in una sagra c'era la musica per giovani. Certo. Sapeva già qual era la fine della serata. Certo, quindi però era una determinati stadi dove si crea dell'emarginazione e si creano poi queste reazioni sono esistiti ieri in una forma e anche con una comunicazione, perché oggi
se volete anche la parte social, video, telefonino, amplifica il tutto, oppure fa conoscere il tutto che prima non veniva conosciuto, ma c'era anche prima, in forme diverse. Qui dicono i militari anche nelle periferie, non solo in centro. Aspetta Vidoni, arrivo subito perché ho già la pubblicità che incombe. Michelini, Sergo, dai, finiamo il giro così poi abbiamo parlato tutti. Prego. Intanto devo dire la verità, in quei giorni dove era possibile sentire un po' le categorie non è stato fatto, questo dispiace perché la relazione con le categorie e soprattutto di fronte a un'ordinanza di questo genere andava fatto sicuramente, anche per mettere a conoscenza poi, una volta fatta l'ordinanza, i cittadini, perché noi forse ci scordiamo che c'è stata una sommossa su questa ordinanza da parte dei cittadini, non solo della categoria economica degli esercenti. Perché? Perché non è stato comunicato esattamente quello che era scritto nell'ordinanza, cioè praticamente si è parlato in generale e non si è capito qual era il senso della vera ordinanza. Perché poi in generale diciamo, la questione si è risollevata, si è contorta al punto tale che la categoria si è messa giustamente di traverso perché non sono stati contattati. Allora a questo punto, secondo me, la questione riguarda innanzitutto il tipo di ordinanza che è stata fatta, perché quando noi parliamo di tutta la città, quindi compreso le frazioni, compreso praticamente tutta la città, no? Che magari forse su questo punto andava analizzato un po' meglio. Si è diviso solamente il borgo stazione, che è limitato, quindi si va a interferire in maniera discontinua su un qualcosa che non è il centrale, non è il centro del problema. Il problema non è l'alcol, è uno dei problemi l'alcol, perché non dimentichiamoci che le persone che si ubriacano, che poi fanno le risse in città, perché dalla scorsa estate, anche qui un tempo va dato, dalla scorsa estate, dal 2023, c'è stata una crescita esponenziale, no? A parte baby gang, stranieri non accompagnati, non residenti, di tutto c'è stato, no? Una escalation, e non si è mai dato da parte dell'amministrazione comunale un senso vero a questa escalation, cioè non si è mai cercato di contrastare in maniera efficace. Perché? Perché nelle corde politiche, io dico, lo vedo quello che c'era successo a noi nell'amministrazione precedente, quando si parlava di aumentare le forze dell'ordine e via dicendo, c'è stato una telecamere, non si poteva parlare di questo, militari non parliamo, cani antidroga che anche adesso non vengono usati, no? Ecco, tutta una serie di provvedimenti che andavano presi già un anno fa. E quindi viene a mancare il dialogo e viene a mancare la comunicazione efficace, effettiva, e quindi è chiaro che cittadini, esercenti si trovano in difficoltà. Il vero problema, non dimentichiamoci, è la sinistra. La sinistra è parte del problema, non è da poco. Il vero problema in città è la droga. La droga è già vietata. Allora, quindi... per contrastare lo spaccio, la diffusione, tutto quello che concerne, bisogna prendere provvedimenti seri. Intanto usiamo i cani antidroga, li abbiamo noi, li ha la Guardia di Finanza, non è compito della polizia locale. Le hanno anche altre forze, dobbiamo usarle. E il sindaco, non dimentichiamoci, il sindaco è la persona più indicata per contrastare per fare questi provvedimenti e battere i pugni dove vanno battuti, ovviamente, nelle varie sedi opportune. Non possiamo dire che il sindaco, che è il primo cittadino che deve difendere i cittadini, non prenda provvedimenti. Adesso si stanno muovendo. Preso questo lo contestate però, questa ordinanza. Fermo lì. Sergo, dai che chiudiamo il giro, prego. Da dove partire? Perché ce ne sarebbe tante a dire. Partiamo almeno da un punto. Allora, io dico solo una cosa. 2020, 2021, 2022, Giunta Fontanini ha fatto sempre, in 3 anni diversi, ordinanze per chiudere o comunque limitare l'uso di alcol.
Ora io mi auguro che Confcommercio, tutte e tre le ordinanze, sia stata chiamata prima di dialogare con il Comune per poter sentire questo. Lui mi pare un po' più perplesso. No, soprattutto, a parte che io non c'ero in Confcommercio, quindi non lo posso rispondere perché non c'ero. Però era 2 anni fa l'ultima. Però le ordinanze, adesso, vabbè, ma a prescindere, non voglio dire, ma non hanno mai toccato, almeno che io mi ricordi, poi mi sbaglio, la chiusura anticipata dei locali, della mescita dal locale, borgostazione, cose sono state toccate perché c'erano dei problemi evidenti ed erano anche probabilmente addirittura centrati. prima dell'una, anche come, quindi proprio chiusi i locali prima dell'una, perché erano gli stessi esercenti, erano gli stessi, giusto perché che avevano paura, erano gli stessi esercenti di quell'area lì a chiederci di fare qualcosa. Certo. Ma quindi ovviamente questo è stato un tentativo, tra l'altro come avete specificato già più volte voi, che non viene fuori dalla Giunta come idea innovativa, ma appunto c'è stato il Comitato di Sicurezza, voi l'avete fatto appunto almeno per 3 anni, poi non so se anche nei primi 2 di vostra dopo. Giunta, ma era dal 2020 in poi ed era prima del Covid tra l'altro, perché era gennaio-febbraio 2020, hanno fatto le due ordinanze inventandosi la zona rossa, portando anche una sfiga terribile, diciamolo, perché poi da lì a poco di zona rossa si sarebbe siamo stati di zona rossa tutti. Sì, no, ma lì c'era proprio la zona rossa di Borgo Stazione. Quindi io, come detto, su questo, quando succedono cose così gravi, sarebbe il caso di lasciare da parte le differenze politiche e trovare soluzioni per i cittadini, per gli esercenti, che ovviamente sono anche loro primi cittadini della città, che poi giustamente sono quelli che dovrebbero mantenere e che mantengono anche il decoro della città, perché una serranda aperta è meglio di una serranda chiusa, lo sappiamo benissimo. E quindi io veramente, sentire tante volte parlare di sicurezza, soprattutto a Udine negli ultimi mesi, no? Perché voi dite Udine nell'ultimo anno succede di tutto. Dall'estate 2023, benissimo. il grosso. La questura e il prefetto hanno altre idee e lo sapete benissimo, anche a proposito del baby gang di cui si è parlato, no? Loro hanno altre idee rispetto alla presenza e alla diciamo così, a quello che possono incidere queste baby gang, l'hanno detto pubblicamente, quindi sono cose che magari, come diceva il sindaco prima, riguardano Udine da tantissimi anni, quindi non è che sono cose degli ultimi 6 mesi, perché è stato eletto un sindaco di centrosinistra, allora arrivano tutti quanti. Abbiamo avuto questo. Sì, va bene. Allora, un anno fa c'è stato un omicidio a Udine, ok? Piazzale Usoppo, ve lo siete dimenticati? No. Ecco, certo. Ora non c'entrava magari l'alcol, però c'è stato un omicidio a Udine. Una persona senza tetto che è stato ammazzato. In maniera un altro tipo. Allora, vi siete mai, avete mai reagito dicendo sindaco dimettiti? Non potevate farlo, c'eravate voi ancora forse. Un anno fa c'era già. Sì, ma allora, Pordenone, faccio l'ultimo esempio, poi giusto perché a me dà fastidio quando si vuole strumentalizzare le cose. No, non è strumentalizzato. Pordenone. Assolutamente sì. Bisogna parlare. Pordenone ha appena fatto un'ordinanza condivisa proprio con i commercianti. E stamattina c'era una rissa proprio, zona stazione, anche lì a Pordenone. Ovviamente succede, io non ho mai sentito nessuno di centrodestra dire sindaco dimettiti a Pordenone. Quante volte, direttore a Trieste, vogliamo parlare dei casi che possono succedere? Prima di Udine abbiamo vissuto mesi e mesi a Trieste, affrontando risse, rapine. Chi ha detto dimettiti? Ma poi sono state risolte anche a Trieste? Avete detto che la causa è Abbiamo sinistra che non affronta i problemi. Abbiamo convocato un consiglio comunale straordinario perché non veniva fuori niente. No, tanto è vero che noi l'abbiamo detto subito. Per un anno avete detto Udine è una città sicura, ci avete votato contro al potenziamento del presidio di polizia locale di Via Leopardi
Gaspardi, al potenziamento dell'unità cinofila del nucleo della polizia locale. Invece adesso il sindaco dice che la sicurezza è al primo posto. Per un anno ha detto che non c'era problema di sicurezza. Fermi con la pubblicità. Perché questo è interessante però? Perché contro l'unità cinofila? Perché non è competenza della polizia locale la lotta alla droga. Ma sai quante polizie locali hanno i cani antidroga? Ma non è competenza della polizia locale, devono fare altre cose. È previsto, ma come è previsto da regolamento? Dai, su Croatini, informati. Secondo me l'ordine pubblico, la lotta alla droga è competenza primaria delle forze di sicurezza, che si devono dotare di tutto quanto hanno necessità. Ma non scaricare agli altri. Ma che scaricare? È quello che puoi fare anche tu. La competenza della sicurezza è prioritariamente di prefetto e di meno. Chiediamo il più forte dell'ordine. Sarà meglio avere di più che di meno, no? Tanto è vero che ne abbiamo assunti 11 della polizia locale, ma non per andare in giro coi cani. Ma perché scarichi il problema agli altri? Affrontalo, impara ad assumerti le responsabilità. Voi volete che accesso agli atti, come ho fatto io, alla polizia locale, e fatti dare i dati dei sequestri di droga e cocaina che ha fatto l'unità cinofila della polizia locale nell'ultimo anno e mezzo, e poi ne riparliamo e vediamo se non serve. No, io chiedo che questi interventi la facciano chi di dovere, polizia e carabinieri. Ma se abbiamo i cani? Difatti non ero d'accordo di prendere i cani. Ma li abbiamo? Perché li avete voluti voi, invece di fare altri interventi sulla sicurezza. Il pattugliamento serale, notturno, va benissimo. La presenza sul territorio va bene. La lotta alla droga non è compito della polizia locale. Adesso capiamo perché vi rivolgete in questa maniera e come stiamo andando, perché non c'è la volontà, no? Scaricare il problema sugli altri. Abbiamo i cani, non li facciamo usare perché Croatini è contrario. No, con accetta Croatini. Di certo Del Longo non viene a chiedere a me, questa è un'idea mia personale. Sei la lista di maggioranza? Fermi lì. La lista del sindaco? Va bene. Io che dico al sindaco. Vabbè, è un rappresentante. Allora, fermi lì, ho la pubblicità, sono le 21:43, ce l'avevo un quarto d'ora fa. Ci fermiamo, vi facciamo sentire poi un po' la reazione delle persone anche a questo tema dell'ordinanza o dello scontro, e poi il famoso, l'intervista a Venanzi, in cui risponde a tutti gli aspetti delle ultime ore, e ha incontrato Pigani ieri sera, no? Vi siete incontrati? Dopo ne parliamo, quindi a tra poco. Sono dispiaciuto, ma li capisco e secondo me hanno diritto di farlo, perché comunque è sicuramente un fatto gravissimo, spiacevolissimo senza dubbio, però non credo che sia chiudendo prima tutti i locali che questa cosa si risolverà, piuttosto con l'educazione civica o con la sicurezza in giro. Non credo che la soluzione sia chiudere tutti senza distinzioni, ecco, non credo risolverà la situazione. Sì, ovviamente mi dispiace perché comunque noi siamo abituati come gruppo a stare anche a Udine nei bar fino a tardi, quindi questo mi dispiace, però posso anche capire i bar che appunto questa comunque restrizione, questa legge appunto li va appunto a un po' a togliere quello che è appunto la funzione di bar, quindi posso capire entrambi, ovviamente sono dispiaciuta e vedremo cosa fare. Intanto ti divertirai di punto in bianco. Ci divertiremo comunque. L'alcol purtroppo tira fuori il peggio, no? Se c'è del meglio uno non si agita, se c'è del peggio uno diventa cattivo. Quindi l'ordinanza anti-alcol secondo me ha una sua valenza. Quindi diciamo ci sono opinioni. Tanto la soddisfazione poi di fare un lavoro come il mio, no? Quindi hanno capito che i locali si chiudono, però non si parla d'altro da giorni, però vabbè, è normale, poi uno magari recepisce I più alti in grado gestiscono la sicurezza, gestiscono direttamente la sicurezza senza politici e senza competenza. Diciamo, quindi una città in mano alla polizia vabbè, diciamo, la sicurezza è gestita dalle forze dell'ordine. Sarebbe già così. Sì, ho capito, però l'interpretazione che dava, che i migliori comandano fanno vedere quanto sono peggiori. Va bene, allora, quello che volevo fare adesso, ritornando un po' a confrontarci, ora tutti sono intervenuti, Pigani vuole dire qualcosa, arrivo subito. Volevo farvi riascoltare
l'integrale, però non il servizio che poi abbiamo estrapolato, di quello che ha detto questa mattina durante Filoni in diretta Venanzi a noi. Cosa voleva aggiungere? No, stavo ascoltando, La mia domanda è questa, guarda, io lo dico subito, poi ascolteremo Venanzi. Se diciamo che allora l'alcol non è il problema, è una parte del problema, diciamo che questa ordinanza non va bene, colpisce voi, trovano altre soluzioni, la grande distribuzione ha il divieto di vendita come voi? Allora, no? la grande Perché distribuzione ha il divieto no? di vendita alle 18 in Borgo Stazione, alle quindi 21, esatto, quindi per rispondere all'SMS di poco fa, come dire, nessuno tocca la grande distribuzione. Cioè noi invece possiamo fare la mescita in loco fino all'1, perché qua veramente c'è un po' di confusione. Bravo, no? Noi abbiamo vietato l'asporto, il portare fuori le cose e quindi prendere per andarsene dalle 21, dalle 18 in Borgo Stazione. Fino all'1 noi possiamo servire i drink alcolici, dopo l'1 possiamo continuare a lavorare con la Coca-Cola. Se il problema appunto è quello della droga, è più quello della droga, poi io sono d'accordo che sono tante componenti, perché questo l'abbiamo detto tante volte, e questo io penso sia un primo intervento, ci aspettiamo tutti che poi ne arrivino altri, no? Per cercare di arginare questo problema, questo serio problema. Allora, qual è la proposta? Cioè, voi che vivete la strada, che vivete la notte, che vivete le persone, vivete i racconti delle persone, cioè, quindi cosa vi aspettate? Che girino con questi cani? Che cosa devono fare? Noi ci aspettiamo, come abbiamo già iniziato a parlare col prefetto in Camera di Commercio, adesso con Alessandro abbiamo avuto un primo incontro informale e noi ci auspichiamo che sicuramente venga individuato il problema centrato, che è il girare di questa gente che non si comporta bene, cioè che alcol non alcol. Quindi non è neanche girare coi cani? È aumentare la presenza della sicurezza in città, come il prefetto ci ha detto che arriveranno 60 unità o forse sono già arrivate, no? Quindi collaborare con noi baristi, come si poteva pensare un poliziotto di quartiere, eventualmente finanziare anche della vigilanza privata qui volevo arrivare. Aumentare le telecamere potrebbe essere un'idea, o anzi controllarle prima, nel senso che la prevenzione è il primo passo che va fatto. Quando ormai c'è un crimine è troppo tardi, cioè io anche se chiamo la polizia durante un crimine, le telecamere un agente ne può guardare tante e avvisare magari la pattuglia e dire guarda che lì puoi andare a vedere, cioè, queste sono ovviamente idee, come dico, poi magari non si può fare, cioè è un brainstorming, noi abbiamo delle idee, dopo uno dice c'è un agente deputato che controlla un po' le zone, no? Lui vede magari l'uomino barcollante che va in giro. Ieri sera in via Largo dei Pecci le succede che alle 23:40 dicono cosa serve il DASPO a mandare un soggetto delinquere in un'altra città, poverino, cioè come dire applichiamo il DASPO, no? In qualche maniera. Infatti quello che abbiamo chiesto di applicarlo un po' più. Allora aspetti, vi faccio. Come? Gli dice che non serve a niente. Sì, perché dice serve. che perché poi dice lo mandiamo a che delinquere ma in un'altra città. Certo, in questo momento dobbiamo risolvere il problema di Udine, però vediamo che cosa, vi faccio ascoltare questa intervista, voglio sapere poi come è andato questo incontro anche dal suo punto di vista con Venanzi, perché voglio ascoltarvi in che reazione di quel che ci ha detto. Oggi ai microfoni Alessandro Surza. Qual è la situazione di questo braccio di ferro? Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco, buongiorno agli ospiti e soprattutto ai telespettatori. Mi sembra esagerato parlare di braccio di ferro, chiaramente con Confcommercio c'è sempre stato un rapporto reciprocamente collaborativo, noi ogni azione che intraprendiamo sulla città passa per il dialogo, per il tavolo di concertazione con le categorie economiche, fino a che non c'è una collegialità non se ne esce mai, quindi mi sento di dire che il rapporto è buono, è evidente che fare ordinanze non piace a nessuno. Quell'ordinanza lì è nata in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, che è rappresentante del governo nel nostro territorio e rappresenta il Ministero degli Interni. Il questore e il prefetto hanno immaginato delle azioni, noi abbiamo chiesto con grandissima forza la presenza di più polizia e di più carabinieri, è arrivato anche l'esercito in città per presidiare il territorio e loro ci hanno chiesto tra il pacchetto di azioni da intraprendere di emanare questa ordinanza.
Evidentemente, ripeto, non piace a nessuno, i nostri esercenti non sono di certo da condannare, io ci lavoro con loro da molto tempo e riconosco la grande qualità offerta da parte loro nella nostra città e per la nostra città. Ora, per essere chiari, quel provvedimento lì è nato nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e eventualmente viene modificato in quel contesto lì. Lunedì ci sarà credo l'incontro, io ho sentito il Presidente della Camera di Commercio e anche il Presidente della provinciale della Confcommercio, che è Giovanni D'Apozzo, che era all'estero ma siamo riusciti a sentirci stamattina. Immaginiamo chiaramente di trovare delle soluzioni che vadano incontro alle esigenze di tutti senza alcune preclusioni, però ripeto, è il prefetto che deve decidere questa cosa e deve dare serenità a tutti anche sulle azioni collaterali da intraprendere per garantire maggiore presenza delle forze dell'ordine e maggiore sicurezza. Quindi insomma si può dire che, almeno sentendo le sue parole, è fiducioso sul fatto che il clima possa tornare a essere disteso tra le parti. Io ieri sera ho incontrato Giovanni Pigani e sicuramente eravamo molto tranquilli, anzi insomma, la volontà di tutti è quella di trovare sintesi che regali serenità alla città. Bisogna dire che, lo ha detto bene il sindaco ieri, la nostra priorità è garantire sicurezza alla città e se bisogna passare per alcuni provvedimenti si passa, anche se impopolari lo si deve fare. È chiaro che condannare tout court il sistema degli esercizi pubblici non va bene, non è quello di certo l'intento di questa ordinanza. Una parziale penalizzazione c'è, la somministrazione è valida fino all'1 di notte, quindi non è che si chiude tutte alle 9, bisogna essere chiari, e purtroppo l'alcol, a detta anche del questore e del comandante provinciale dei Carabinieri, è uno dei temi che dobbiamo affrontare anche nella nostra città, perché in effetti l'alcol altera un po' alcune situazioni. Ci sono altre questioni da affrontare, ma aspetterà la questura anche per le indagini che sono in corso sul perché questi ragazzi dal Veneto sono venuti qua, e quindi spetta alle forze dell'ordine non solo garantire la sicurezza, ma aspetta alle forze dell'ordine fare chiarezza anche su questa vicenda, una vicenda che ha avuto un epilogo drammatico, ed è una delle cose che io ho detto anche a Pigani e ad Apozzo, sulle quali concordiamo, è che questo è un momento difficile per la città. E nei momenti difficili il nostro popolo, il popolo friulano, gli udinesi si sono sempre, stretti e hanno cercato, politiche comuni per creare opportunità e anche beneficio alla città. È il momento dell'unione, non delle divisioni, sono convinto che col dialogo si risolva ogni problema. Noi abbiamo uno strumento che è la polizia locale, nella quale abbiamo aumentato l'organico, abbiamo per la verità raddoppiato tutte le azioni, oltre ad averle mantenute rispetto a quelle che il Presidente dell'amministrazione aveva messo in campo. Abbiamo mantenuto telecamere, abbiamo mantenuto i cani antidroga, abbiamo mantenuto i taser, abbiamo mantenuto chiaramente dei finanziamenti rafforzandoli sul tema delle telecamere, abbiamo mantenuto i finanziamenti rafforzandoli sul tema degli steward, abbiamo evidentemente aumentato anche la presenza nei quartieri, nei territori, raddoppiando i turni della polizia locale. È chiaro che il Comune può fare questo, bisogna anche essere onesti nel dircelo, però è chiaro che quello che possiamo chiedere è a chi ha questo ruolo, perché lo avoca sempre a sé, è quello di essere presenti e di avere più opportunità di presenza di forze dell'ordine. Il ministro Piantedosi aveva garantito di far arrivare 60 agenti di polizia di Stato entro il 30 giugno nella nostra città per la questura che ha il comando provinciale del territorio. Mi auguro che arrivino, siamo già un pizzico in ritardo, ma lo perdoneremo se ci rimanda la prossima settimana, però che ci rimandi, perché chiaramente gli strumenti ce li hanno loro per presidiare il territorio. Noi siamo dei facilitatori e ripeto, noi faremo la nostra parte, l'abbiamo sempre fatta. Allora è chiaro che, lo diciamo sempre, e ho visto tantissimi sms anche con proposte, segnalazioni, come per tutti sia riferimento il sindaco, perché è facile nel bene e nel male, quello è l'obiettivo. Poi abbiamo detto tante volte che garantire la sicurezza sono le forze dell'ordine, a pretenderla però sono i cittadini, quindi per tramite del sindaco. Scarica sul prefetto, cosa fa secondo lei? Come scrivono gli sms? Credo che il problema, noi ovviamente abbiamo fatto la nostra azione con le nostre quelle armi che avevamo per farci ascoltare. Evidentemente in primo frutto l'ha dato, perché ci siamo seduti in questo tavolo e, come ha detto bene Alessandro, abbiamo portato avanti tutti questi discorsi. Loro dicono, ovviamente la firma è quella del sindaco,
Quindi voglio dire, chi firma purtroppo... Quell'ordinanza l'ha firmata il sindaco, cioè, che sia stata all'interno del comitato al quale voi non partecipate. Esatto, non c'eravamo. Adesso lunedì probabilmente ci saremo, se verrà confermato questo comitato che ha detto Alessandro. Poi siete pronti al passo indietro, ritornare a fare gli eventi della Notte Bianca? No, ormai la Notte Bianca, anche perché ci sarà lunedì l'incontro, non è che potremo farci nulla. Non c'è più tempo. Però certamente lunedì sera c'è la serrata, si potrebbe vedere se modificando l'ordinanza possiamo modificare anche la nostra posizione. Qui scrivono tantissime sms. Va bene, Sindaco Mossenta, lei cosa dice? Ma quello che ha detto prima, insomma, mi sembra che anche le parole del vice sindaco di Udine, Venanzi, siano abbastanza chiare sul tema e anche su quelli che sono stati gli sforzi dell'amministrazione comunale di Udine in poco più di un anno di propria attività. Le soluzioni non esistono poi immediatamente, non sono dietro l'angolo, ma gli sforzi dal punto di vista dell'ordine pubblico, del rafforzamento di quelli che sono determinati strumenti sono stati messi in campo, non sono sufficienti, forse servono altre tipologie di azione, ma forse non sono più quelle poi della polizia locale, servono altre tipologie forse di indagine per prevenire determinate situazioni che sono quelle dello spaccio, quello dello spostamento di delinquenza da una regione all'altra, e quindi lì poco può fare, credo, un sindaco. Non so come possa governare questa situazione, non avrei la più pallida idea, sinceramente. E quindi si tratta di far intervenire e chiedere una maggiore forza e presenza anche da parte di altre forze dell'ordine. Poi, come dico, sicuramente la situazione è di tensione perché è evidente, nessuno lo può negare, mi sembra che l'amministrazione comunale di Udine non l'abbia negato né il sindaco né il vice sindaco né nessun altro, però su questo bisogna poi capire quali strumenti si mettono in campo. Prima si diceva no, maggiori telecamere, maggiore attenzione, lo spaccio di droga, c'è un pacchetto di azioni che bisogna mettere in campo. Chiaro. Non esiste solo una misura è troppo poco e forse noi tocchiamo solamente la punta dell'iceberg, perché ci dimentichiamo come nascono queste situazioni e come dobbiamo, e forse è quello che veniva prima rinfacciato, no? Ci occupiamo dell'iceberg. Ecco, noi abbiamo questa tendenza, visto che prima veniva accennato, a capire anche da dove nascono, per questo delle volte passiamo come buonisti. In realtà non è un buonismo, è che capire solamente quello che emerge significa non aver capito che sotto sta ribollendo e continua a ribollire qualcos'altro. E quindi sì, tutto quello che dovremmo costruire, che l'amministrazione, le forze dell'ordine metteranno in campo, ma poi fermiamoci 2 secondi e cerchiamo di capire perché nascono determinate situazioni, da dove nascono, come si muovono e quali strumenti, post domani, dobbiamo mettere in campo per far sì che queste non si ripetano o non abbiano nuova benzina per alimentarsi fra 2 anni e mezzo. E capire che tutto questo correttamente, da dove nasce, eccetera, noi siamo parte lesa, tanto quanto gli altri, non siamo parte lesa, tutta la parte onesta della cittadinanza. Quando entra una persona, come è successo ieri sera in Largo del Pecile, viene respinta dal barista, non ho capito se torna a casa, ce l'aveva in tasca, sfodera un coltello, ci sono delle immagini che girano, le ho viste oggi. Quello che urla... Sfodera un coltello e comincia a inveire contro le vetrine di un locale. Cioè, non credo che il gestore, sei un falso, eccetera, non credo che il gestore possa essere messo in pericolo in quel modo là. Non credo e sono fermamente convinto che non va fatto. Io quello che dicevo, cioè questa situazione non mette in difficoltà solamente la parte degli esercenti, dei commercianti, mette in difficoltà la cittadinanza in generale. Esatto. Perché poi si innesta tutto un meccanismo a catena che oggi come oggi ancora si alimenta ancora di più grazie a quella parte social, video e quant'altro che amplifica la notizia 3 volte di più. Una eco immediata. Fermi, Corattini, ricomincio da la pubblicità, promesso? Così ha tutto il tempo. Dai, pochi istanti, a tra poco.
Basta violenza, più controlli, questo il corteo silenzioso per Shinpei Tominaga che il comitato Udine Sicura ha indetto per lunedì 8 luglio alle ore 18:30 da Piazzale 26 luglio fino al municipio, passando anche per Vicolo Radi, per porre dei fiori sotto l'abitazione dello sfortunato imprenditore giapponese. Un corteo non politico, non assolutamente strumentalizzante come qualcuno ha detto, si tratta soltanto della partecipazione di persone che vogliono manifestare in silenzio, ordinatamente e civilmente contro lo stato di cose che si è creato in questi mesi in città, che noi abbiamo denunciato fin da settembre. Adesso che c'è scappato il morto ci sono più controlli, c'è più attenzione, ma ci voleva questo per arrivare a questo punto. Io mi faccio semplicemente questa domanda. Tanti allarmi lanciati dal comitato, secondo Federico Malignani, che non sono stati però ascoltati correttamente dall'amministrazione comunale. Il nostro applauso va alle forze dell'ordine che spesso sono state messe in condizione magari di non operare come avrebbero potuto e voluto, e non per colpa loro. Sappiamo quanto siano dediti al loro impegno, quanto lavorino bene, ma purtroppo non bastava e non per colpa loro. L'intervento dell'esercito l'ho richiesto proprio per la prima volta a marzo in occasione dell'arrivo delle giostre con Giorgia Bortolossi. Caso in cui ci dovesse essere carenza o difficoltà per le forze dell'ordine ad essere presenti, perché non utilizzare l'esercito? Allora ci fu chi fece dei risolini e disse che l'esercito serviva soltanto a fare la guerra, che non era il caso di militarizzare la città, che faceva una brutta impressione, che comunque l'esercito non può fare niente. Adesso sono loro che l'hanno chiamato, come mai? Allora, stiamo verificando, qualcosa è successo in piazza... Cosa? Intanto si stanno incontrando in piazza Primo Maggio, infatti, esatto. Allora, risulta anche a noi questa cosa qui, non so se avete possibilità di verificare, aiutarmi. No, a me non mi ha scritto niente. Hanno detto sì. E quindi, fa parte di accoltellamenti quotidiani, 2, 3. Ho capito, questo dobbiamo capire anche la gravità. Purtroppo ci serve assolutamente presenza. E soprattutto nelle ore serali, no? C'è poco esatto, da fare. soprattutto nelle ore, perché di giorno, certo ci sono anche episodi di giorno, ma sono minori. Mano a mano che la notte nasconde o pensano di nascondersi perché il buio ti dà sicurezza per fare ovviamente determinati atti. La notte deve essere un po' più presidiata, questo anch'io concordo. La notte di solito si va un po' svuotando, magari i vigili finiscono il turno, magari non so adesso come sono i turni di polizia, invece probabilmente adesso in questa situazione, magari tra un anno non serve più, ce lo auguriamo tutti, anche magari tra un mese anzi, no? Però oggi probabilmente serve presidiare più il territorio. E un'altra cosa che col prefetto ci eravamo detti, il poliziotto di quartiere era una cosa che può essere molto interessante, anche perché può instaurare un rapporto con i vari persone del quartiere, commercianti e pubblici esercizi, nel quale dove c'è un reciproco scambio di fiducia e aiuto, perché il problema è, secondo me, lo risolviamo prevenendo, non curando dopo. Certo, l'avevo promesso a Crotini, qualcuno in zona lì, qualche suo collega? Provo a scrivere adesso. Dai, grazie, verifichiamo cosa sta succedendo, prego. 2 cose, uno sui po' di dati. Delitti nel capoluogo più 7%, delitti nella provincia meno 9%. A Udine da 4.500 a 4.008, in provincia da 14.004 a 13.003. Quindi in provincia sono diminuiti, in città sono aumentati. Sono aumentate le lesioni dolose più 21, le percosse più 43, minacce più 45. E in città... C'è il video, Ale, appena riusciamo mandiamolo in onda, appena riuscite, credo che sia di adesso, lo confermate questo? Vai, prova a vedere, quindi intervento di vetture delle forze dell'ordine, polizia, immagino, dei carabinieri, piazza Primo Maggio, quella è la zona
in questo momento, quindi qualcuno residente, qualcuno, no, che sta filmando o che ha filmato quello che sta succedendo. Poi ora, ripeto, non sappiamo i dettagli, presunto accoltellamento o qualcosa del genere, adesso, o rissa, adesso non voglio dire cose che non ho ancora verificato, quindi questa è la voce che gira, però cerchiamo di comprendere qualcosa in più, insomma, se potete aiutarmi appunto in diretta anche voi. Grazie Pigani, scusi Croattini. Sì. Quindi numeri, li ripetiamo, dai. Aumenta il 17% eventi delittuosi in città, diminuiscono del 9% in provincia, anni 2018-22, periodo di Fontanini. Questo non vuol dire che è causa Fontanini, vuol dire che comunque la leggenda che da quando è cambiata l'amministrazione le cose sono cambiate è assolutamente falsa. C'è una differenza tra... Allora, il problema della sicurezza c'è ed è aumentato. 20 anni fa la polizia locale aveva una pattuglia sola, quindi 2 persone, fino alle 10 di sera, poi basta. Adesso la situazione è completamente cambiata. Qual è la differenza? Sembrerebbe, perché non ne sono andato vediamo vicino, quelle immagini, Ale, se puoi, ancora, che l'ultima ora, diciamo, un accoltellamento nella zona della fontana di Piazza Primo Maggio. Accoltellamento? Quindi così dice, sembrerebbe, mi ha scritto, perché non è andato vicino. Beh, giustamente, certo. Sì, il suo esatto. collega Sì. Quindi queste immagini fa riferimento ringraziamo ovviamente chi le ha inviate, a un nuovo episodio gravissimo e sembrerebbe appunto un accoltellamento. Aspettiamo di capire. No, certo, però era arrivata a me, certo, e ce lo dice, diciamo siamo almeno in 3 ad avere questa stessa indicazione, dopodiché spero che non sia questo ovviamente, ma... Metti via la statistica. La seconda cosa che volevo dire è che sono assolutamente d'accordo su quanto ha detto 2 giorni fa sul Messaggero Veneto il sottosegretario alla giustizia Ostellari. Sì. E questo è importante per arrivare al problema di togliere le radici della violenza. L'esistenza della punizione non ferma da sola i reati. 2 cose voglio dire. Primo, è importante da sola, vuol dire che ci deve essere. Corretto. Perché bisogna fermare e punire, per far capire che certi comportamenti non sono accettati. Però da solo non basta. Continua a dire ostacolo a carriera criminale, tra virgolette, non è la paura della sanzione, ma la relazione con i suoi familiari, l'inserimento nella comunità, l'inserimento nella scuola, nello sport, eccetera. Sì, lasciarli da soli. Questo è quello che devono fare l'amministrazione locale, ma è un lavoro lungo, importante da fare. Bisogna reprimere quando è necessario, prendere uno e se del caso metterlo in gattabuia, ma da quando è in gattabuia bisogna educarlo per un recupero, perché quello è una persona che ha tutti i diritti. Questo, forse c'è un problema anche di normativa, perché non è possibile che uno possa andare in un negozio a rubare, viene pescato, va via e il giorno dopo ritorna e il giorno dopo ancora ritorna. E la prendiamo per come ci arriva. Ci scrive un telespettatore o una telespettatrice: accoltellamento a Udine in piazza Primo Maggio, dopo una lite tra stranieri uno ha estratto il coltello colpendo l'altro ragazzo, sul posto 118, ambulanza, sì, ovviamente forze dell'ordine. Raccogliamo quello che ci arriva senza... Volevo dire una cosa che conferma quello che sappiamo anche noi, però ovviamente la gente ha veramente paura. Ma ha veramente paura perché si sente dire che non vanno più fuori, la gente non manda fuori i figli, hanno problemi a uscire di casa. Siamo arrivati a questo punto, quindi, e questo non da adesso, da parecchi mesi. Da quando è stato eletto Del Toni, diciamolo bene. Adesso siamo aumentati al punto tale che non si può più girarsi dall'altra parte e quindi bisogna assolutamente girarsi dall'altra parte. Guardate che la paura che contestavate la percezione è un problema grosso, perché altrimenti sfaldi la società.
E quindi è necessario prendere coscienza e andare avanti con una certa determinazione. Ma nessuno ha mai negato i problemi della sicurezza. Educare i carcerati va anche bene, certo. Educare la gente che è per strada col coltello va bene, come state proponendo. La gente in strada per il coltello va fermata più che educata. Comunque una cosa certa, in città è pieno di persone che girano armati di coltello e nessuno li perquisisce mai, scrivono. Aspetti Michelini, cosa Sindaco, poi vi do. Questa narrazione che si ripete, che solo da alcuni mesi succedono questi fatti di delinquenza, da un anno sono alcuni mesi, vuol dire che prima, significa che prima di un anno fa la delinquenza in città e in provincia era assente. Vivevamo nel paradiso eterno, aumentati i dati che prima ha raccontato Corattini, che il centro-sinistra ha sempre votato. Mi sembra che ci siano dei dati che dimostrino che questo non è. Prova a chiedere alla gente cosa dice. Quello che, e l'ho detto anche prima, la percezione della sicurezza con fatti gravi come quelli che sono successi anche, molto probabilmente anche adesso, sono un qualcosa che aumenta quella sensazione di insicurezza, ed è giusto mettere in piedi determinati strumenti di controllo, magari maggiormente durante il periodo notturno piuttosto che quello diurno, ma ricordiamoci che non si risolve lì il problema. E visto che parliamo di alcolismo, vi ricordate anni fa quando l'Islanda vinceva i campionati di calcio e quant'altro e aveva un super squadrone al mondiale, se non ricordo male, ok? Cosa ha fatto l'Islanda per combattere l'alcolismo? Perché era un'isoletta che viveva di quello. Ha mandato tutti i ragazzi, obbligati i ragazzi a fare sport e scuola. Obbligati costantemente per combattere quello che dicevo prima. Non è ma non è che se vai a tirarli col manganello è scomparso il coltello, bisogna eliminare è rimasto lo stesso coltello. Tu vuoi dire il prefetto e il questore cosa fanno? Devono agire in qualche maniera, certo. Adesso siamo arrivati a un'escalation tale che se perdiamo questo giro, guai. Certo. Prego, cosa Sergio? Adesso non promesso so se siamo all'escalation, perché poi, per l'amor di Dio, queste cose qua, come detto, se voi avete fatto 4 ordinanze in 2 anni, forse l'escalation c'era già 4 anni fa. Almeno, ma Michelini, il vostro problema, il problema di tutti quanti, magari prima, dopo, durante, è sottovalutare che c'è un problema, perché se non ammettiamo che c'è un problema, adesso non dico a voi, dico a tutti quanti, dico agli esercenti che fino a un mese fa magari potevano, non chiedevano chissà cosa, ma dico, se tutti quanti non ammettiamo che c'è un problema, non arriviamo mai a neanche alle soluzioni e neanche le risoluzioni. Allora, 3 mesi, tutti quanti dobbiamo farlo, come ha detto prima. La politica la tenete di là, di qua, no, perché gli esercenti si sono sempre posti per la sicurezza, perché questi problemi, tutti quanti, come bene ha detto, ma guardi che io c'ero in Consiglio regionale quando 5 anni fa l'assessore Roberti aveva stanziato 600.000 euro per i vigilantes, per i capoluoghi, adesso mancano praticamente poche settimane, avremo l'assestamento in bilancio, 1.350.000 euro a disposizione, vedremo quanti ne stanzieremo per risolvere il problema, che poi non serviva solo per i capoluoghi di provincia, è servito anche per Lignano, è servito anche per tante cose. Ma io voglio dire una cosa rispetto a quello che avevate tirato fuori prima, magari anche a quello che è successo adesso in piazza Primo Maggio. Noi da poco abbiamo una sala operativa con un video wall di 20 metri quadrati, 660 pollici, appena inaugurata 3 mesi fa, no? Che si collega ma questa qui era, che si collega con tutte le forze dell'ordine in tempo reale. Ma il problema anche in questo caso, infatti, guarda, lo dicevo a un Sveglia Friuli, credo, a un TG vostro prima delle elezioni, quindi qualche mese fa e prima che succedesse tutto questo. Il problema è che noi possiamo mettere tutte le telecamere del mondo, tutti i video wall del mondo, ma se poi non abbiamo forze di polizia che in 1 minuto arrivano dove devono arrivare, perché il problema di Largo del Pecile, che stiamo dimenticando tutti quanti, è che a 50 metri c'è la polizia locale, a 100 metri o a 150 c'è la questura, ok? E se noi permettiamo anche quello che era successo qualche tempo fa era Piazza 20 Settembre, è sempre un problema con un giovane.
che dava in escandescenza. Quanto tempo è passato prima che arrivassero le forze di polizia? Allora, c'è un problema, come al solito, che vale per tutto il sistema pubblico italiano, vale per la sanità, vale per gli enti locali, vale per le forze di polizia, vale ovviamente perché se adesso arrivano 60, no, è perché c'è un sindacato che continua a dire che in tutta la regione e anche a Udine, no, sia uno sottorganico. E allora, qui non è questione di dire colpa del sindaco, perché se il sindaco vede che ci sono magari forze dell'ordine sotto organico, dovrebbe sì battere i pugni davanti a prefetto, questore e tutto quanto. Cosa vuol dire? Non ho capito. Quindi, no, un sindacato amico, no, ho detto il sindacato di polizia. Allora pensavo gliele mandano perché sono amici. No, il sindacato di polizia dice che manca il personale. Allora noi mettiamo personale, perché se no mi fate vedere... non è possibile che succeda quello che succede in Largo del Pecile, anche perché Alessandro Fiermonte e Francesco Zilli, mi fate rivedere quelle immagini, quindi insomma, in base a quello che sappiamo come ultima ora sarebbe una nuova rissa e addirittura con accoltellamento in piazza Primo Maggio. Questo è dei video che già stanno girando con l'intervento in corso, 118, l'ambulanza, sono le forze dell'ordine come vedete. Prego Vidoni. No, allora, sul tema della sicurezza ovviamente è importante che tutte le istituzioni, dallo Stato alla Regione, Questura, Prefettura e anche il Comune, debbano ovviamente collaborare. Però mi vorrei soffermare anche un attimo sulle dichiarazioni del vice sindaco Venanzi, che ha detto, riferendosi all'ordinanza, loro ci hanno chiesto, cioè riferito a questore e a prefetto, perché abbiamo visto che il Comune, dal sindaco al vice sindaco ad altri assessori, tendono sempre un po' a scaricare il problema e le colpe sugli altri, quando dovrebbero anche un po' assumersi le proprie responsabilità, tant'è che poi l'ordinanza la firma un sindaco. Il vice sindaco poi ha detto anche che è arrivato l'esercito, ma anche qua in realtà c'è da dire che l'esercito c'era già, perché durante la nostra amministrazione l'abbiamo chiesto con forza al prefetto, abbiamo chiesto proprio di portare a Udine l'operazione Strade Sicure, e c'era questa pattuglia dell'esercito che faceva la spola tra Borgo Stazione e la Cavarzerani, che diciamo così erano le zone calde della città. È stato potenziato. Adesso però il problema qual è? Che l'esercito da Borgo Stazione è stato portato in centro, quando forse più che spostarlo da Borgo Stazione al centro si doveva chiedere un ulteriore potenziamento per avere due pattuglie, una in centro e una... arriveranno altri, dai. Noi lo chiederemo con forza, come abbiamo chiesto anche... No, un attimo, vorrei dire un'ultima cosa, che visto che il consigliere Crotini ha citato dei dati riferiti agli anni in cui c'era l'amministrazione Fontanini, noi abbiamo sempre risposto al tema della sicurezza con fatti concreti, e se siamo in questa situazione, dobbiamo dirlo chiaramente, è una situazione che si protrae da anni, soprattutto è iniziata durante l'amministrazione Onser, quando lei era assessore al benessere nella prima giunta Onser. Noi abbiamo risposto con vari provvedimenti, dall'aumento delle telecamere, l'illuminazione, abbiamo dotato gli agenti di polizia locale dei taser, abbiamo istituito l'unità cinofila della polizia locale, quindi abbiamo fatto tante azioni, tanti provvedimenti, ma il centrosinistra ha sempre votato contro. Adesso improvvisamente... Un po' difficile, perché metà di quei fondi erano fondi delle UTI che avete disintegrato poche settimane dopo. Lei intanto lo so, perché quando erano le UTI del Friuli Centrale li ho stanziati anch'io quei fondi. È un'altra realtà. Scusi, dottor Vidoni, scusi. Ero nell'UTI del Friuli Centrale come sindaco, sia assieme a Onsel, sia assieme a Fontanini, e la divisione dei fondi a favore delle telecamere per Udine piuttosto che altre abbiamo fatto in sede di UTI, e lì abbiamo presi i soldi perché eravamo corpo di polizia e per cui avevamo fondi maggiorati da parte della regione, e sono quei fondi che hanno permesso poi di creare quella mega centrale che è appena stata descritta, che è stata comprata solo 3 milioni. Fanno parte di quel pacchetto di fondi, quelli come le telecamere di Udine, come le telecamere di Borgo Stazione, come le telecamere di Borgo Stazione. La mega centrale è stata fatta con fondi regionali, che ci è stato dato su richiesta a noi a Roberti, siamo andati a Trieste. Uno dei primi provvedimenti della giunta Fontanini è stato uscire dalle UTI fallimentare che ha voluto fare la Serracchiani. Le telecamere 400.000 euro sono una parte di telecamere, 450.000 euro se più o meno, ne ricordo bene, dopo 7 anni è stato 1.300.000 euro. A proposito di richieste, ne faccio anch'io una, ovviamente forze di polizia, ma
problema di baby gang e minori non accompagnati. C'è bisogno di maggiori finanziamenti per operatori competenti nelle comunità di accoglienza dei minori non accompagnati, che il Comune gestisce per conto del Ministero, perché lì si può intervenire effettivamente per togliere il problema, perché un problema c'è. Tanti che vengono da paesi dove l'uso della violenza è più diffuso. Cosa intende dire? Che mancano competenze in coloro che ci sono già o servono più persone? Servono più persone. Poi ci sono cooperative e cooperative anche. Però se non era certamente l'obbligo di rientro a una certa ora che difficilmente viene controllato. Non ci sono orari, obblighi di rientro. Probabilmente bisogna cambiare anche le norme per la gestione, e soprattutto in determinati casi, quando hai presenza di ragazze che hanno problemi. Certo, che danno problemi. L'altro giorno non possono stare lì, no? Devono essere posti quelli che hanno problemi, come gli egiziani che delinquono. Non gli egiziani, No, c'è una parte noi a Udine lì della Casa Immacolata che abbiamo parlato anche in commissione, che ha dichiarato lo stesso Presidente, che c'è un gruppo di che sono incontrollabili, quindi non possono stare lì perché non puoi fare una comunità di 60 persone con 10 incontrollabili. È chiaro che viene un disastro. Anche gli altri, capito, che sono buoni magari, inquinano anche quelli, non possono stare lì. Esatto, è quello che ho detto io, bisogna non è allargare l'accoglienza, è che questi ci sono già. E che vengono magari a Udine perché sanno che ci sono le competenze, vengono da altre parti in Italia. Bisogna che le cooperative o chi per loro abbia la struttura e le competenze per gestire e affrontare i problemi. Bisogna che si assumano le responsabilità di farlo, anche perché sono pagati tra l'altro con 100 euro. Abbiamo parlato in commissione che stanno cercando in qualche maniera di assumere a loro volta delle persone per... Quello che sto dicendo io, c'è bisogno di potenziare questi strumenti, che sono il primo strumento a medio termine di prevenzione, in modo che non succedano quelle cose che succedono lì. Perché altrimenti quello che spaccia va all'interno della comunità, si fa vedere figo perché spaccia e ha i soldi. E purtroppo il cattivo esempio dilaga. Stai dicendo quello che dicevamo noi tempo fa. Sì, ma non avete mai detto di potenziare gli operatori delle comunità? Gli operatori vengono potenziati con i soldi che incassano le cooperative, che a sua volta devono badare a queste persone. Il problema è che non riescono a badare a persone che sono delinquenti. Certo. Che sono delinquenti. E questo è il problema. Allora? Quelli devono essere spostati in altri luoghi, non stare lì. Certo. Mi fai vedere coprifuoco alle 23 per gli extracomunitari, scrivo. Non è la prima volta che arrivo sta stasera, ho visto cose simili. Quindi anche per gli statunitensi. Allora, mi fai vedere, ragazzi, mi fate vedere l'opinione che abbiamo raccolto oggi sull'esercito invece in città, vediamo cosa dicono gli udinesi e poi vi ricordo che tra poco trasmettiamo l'intervista al papà e alla mamma di Patrizia, morta nel Natisone. Vediamo questo servizio. Voi da cittadini vi sentite adesso più sicuri o alla fine cambia poco? Beh, più girano le forze dell'ordine meglio è tendenzialmente, per cui sì, avere anche i militari che girano per la città dà comunque quella sensazione di sicurezza in più. È questa però la soluzione? Cioè, sentivo tanti commenti che raccontavano anche di come in realtà nelle ore del giorno servono a poco, l'importante è poi che ci arrivino di notte. Esatto, sarebbe più sensato girassero durante la sera, le ore serali, di notte soprattutto, perché di giorno è difficile che succeda qualche cosa. Sera cominciano a girare. Però un ben venga, mi sembra di dire. Sì, assolutamente sì, meglio che girino. È un'ottima soluzione, non vedevamo l'ora, è una città abbastanza provata in questo momento e era tranquilla, era una città dove a misura d'uomo, cosa che ultimamente abbiamo i nostri dubbi, è perso, soprattutto perché abbiamo perso questo stato di serenità. Lei si sente più sicura se vede insomma una pattuglia che gira? Beh, certo, sicuramente. Alla mattina alle 10 forse non sarebbe così necessario, dal pomeriggio fino a notte direi di sì. Mi fanno sentire un po' più tranquillo. Non penso che sia la soluzione totale, però insomma no, è sempre un deterrente a certe cose,
Esatto, questo è quello che penso, insomma. Ma sicuramente secondo me aiutano più per il senso di sicurezza che che infondono nei cittadini. A livello concreto non so quale sarà l'effettivo impiego, diciamo, però comunque crea un ambiente più sicuro, insomma, in maniera psicologica sicuramente questo influirà su magari categorie un po' più deboli piuttosto che i ragazzi o altri che non hanno troppi problemi da questo punto di vista, ecco. Allora, fermi, qua si continua a discutere, sono le 22:29 quindi dobbiamo andare velocissimi. Eccolo qua, anche il Messaggero pubblica adesso una notizia che abbiamo dato noi in ultima ora, ormai qualche minuto fa, lite in piazza 1° Maggio a Udine, 20enne accoltellato, il giovane è stato ferito alla schiena al termine di una colluttazione, così scrivono, trasportato all'ospedale di Udine con ferite da taglio alla schiena, aggressione avvenuta in piazza 1° Maggio poco dopo le 22 di mercoledì 3 luglio, quindi noi abbiamo data un quarto d'ora e più fa, pochissimi minuti dopo, di fatto avevamo già anche quel video che vi abbiamo mostrato, quindi trova conferma ulteriore, insomma, dopo quelle che abbiamo sentito anche noi tramite i colleghi, questa notizia. Ce l'hai le immagini al volo da far vedere prima di salutare gli ospiti, ancora quindi dell'intervento delle forze di polizia, grazie Alessandro Fiermonte e Francesco Zilli, ed eccole qua appunto, piazza 1° Maggio, accoltellato un ragazzo di 20 anni alla schiena, quindi una rissa tra stranieri, così come descritto anche poco fa. Voglio ringraziare tutti, dobbiamo dare l'esito del sondaggio, perché sennò me lo dimentico, ormai me lo ricordano anche gli ospiti stessi, grazie Vidoni, perché sennò... Eccolo qua, perché ci teneva, lei voleva sapere, sicurezza, ordinanza anti-alcol, chi ha ragione? Secondo i telespettatori il 69,2%, i commercianti, il comune 30,8%, quindi diciamo in questa querel. Pochi istanti e entreremo nella camera di Patrizia, morta insieme a Bianca e a Christian nel Natisone. Mamma e papà di Patrizia ci raccontano chi era, i suoi sogni, la sua vita, in questa bella intervista che trasmetteremo tra poco di Francesco Pezzella e Pietro Piccina. A tra poco. Il 31 maggio un destino tragico e beffardo ha spezzato la vita di 3 giovani che volevano solo godere della bellezza della natura, la stessa natura che impietosa se li è portati via. Come potete vedere, questa è la situazione del fiume Natisone che si è ingrossato nelle ultime ore a causa delle forti piogge che si stanno scaricando soprattutto nella zona slovena e che porta a valle la piena del fiume. Da quel giorno la vita di 3 famiglie è cambiata per sempre e nel modo più doloroso e straziante che ci sia. Patrizia, Bianca e Christian sono volati via dopo essersi sostenuti, rassicurati, poi affrontato insieme la paura, abbracciati. Il sostegno alle famiglie non è mai mancato. Premariacco, il Friuli intero hanno dedicato un pensiero ai 3 giovani e ai loro cari. Ciò che è successo in quei minuti fatali verrà chiarito. Se c'è stata negligenza o incompetenza, lo diranno le indagini. Finora si è detto tanto, forse anche troppo e a volte a sproposito. Ma questa è la cronaca, che si è chiusa con il ritrovamento di Bianca e Patrizia il 2 giugno e solo 23 giorni dopo di Christian. Ora è il momento di raccontare chi erano. Johan e Michela Kormos ci hanno aperto le porte di casa, una casa che non è più la stessa, una casa che ovunque ti giri parla di lei, Patrizia. Non possiamo immaginare quello che avete nei vostri cuori. Vogliamo solo ringraziarvi da tutto il nostro cuore che avete portato al mondo questa meravigliosa ragazza per compatri. Signora Michela, da un mese la sua vita, quella della sua famiglia, di suo marito, di sua figlia, è cambiata, ma cosa vuol dire cambiata? Ci ha distrutto, diciamo, questa tragedia, è cambiata radicalmente per noi, perché senza di lei è veramente difficile, molto difficile. Johan, lei non ha parlato molto in questo periodo. Come ha vissuto finora questo distacco così improvviso e doloroso? Guarda, mi manca tanto. Sì, ho iniziato di nuovo a lavorare, ma il mio pensiero è sempre da lei. Sì, anche la famiglia, perché tutto il peso che portiamo
ma ogni volta si resta sempre nel pensiero. È pesante. Sì, andiamo avanti solo perché lo so com'era. Solo la gioia che era lì. Il resto è troppo pesante per portarla. La vostra casa parla di una famiglia unita, tante foto che vi ritraggono insieme. Chi era Patrizia? Sì, infatti che diceva di questo, lei diceva sempre: mamma, sono così fortunata, dice, di avere voi come famiglia, perché siamo così belli e bravi, perché a noi ci piaceva sempre divertirci, ascoltare la musica con gli amici quando c'era tempo, fare una grigliata, quindi lei era sempre contenta, dice: mamma, sono così felice, così fortunata di avervi. Lei aveva un'età, era molto giovane quando è nata Sì. Patrizia, quindi Non avevo neanche 20 anni, che lei è nata in agosto e io compivo 20 a novembre, quindi sì, si è creato un rapporto anche oltre che mamma-figlia di confidenza, di amicizia. Lei le confidava tutto, sì. gli amori, le passioni per qualche ragazzino. Sì. Patrizia era molto bella, quindi sicuramente molto corteggiata. Sì, tutto, ci raccontavamo tutto, quando usciva, anche con gli amici, quello che parlava, mi faceva sempre vedere i messaggi sul suo telefono, quindi io sapevo anche il suo PIN del telefono, del computer, del tablet, quindi sapevo tutto di lei. Lei mi ha insegnato a fumare, dice: mamma, pensa come mondo a rovescio, che i figli insegnano ai genitori a fumare, che aveva queste sigarette su elettroniche. Sì, ogni tanto andavamo a fumare insieme, tutto. Scambiavamo i vestiti, tutto, sì. Eravamo un rapporto bellissimo. Johann era più geloso lei dei ragazzini che corteggiavano sua figlia oppure Michaela? Boh, io scherzavo, geloso no, ma scherzavo sempre, dicevo sempre quando qualcuno lo fai conoscere, sapere che persona è, ma no, del geloso no. Anzi, faceva piacere, io scherzavo sempre con lei, guarda che se non va bene, ma dopo di domani, ma no, geloso no, era brava. Ci fidavamo tanto di lei, veramente, era una brava ragazza. Una brava ragazza con le idee chiare, perché, come avete raccontato già, ma vorrei che ne parlassimo ancora, ha avuto un percorso scolastico che era indirizzato sempre all'idea di fare quello che avrebbe voluto fare. Sì, cioè infatti. esperta architetto di interior design, aveva intrapreso questa strada con l'Accademia, quindi avete seguito anche voi questo suo percorso e questo suo sogno. Sì, noi l'abbiamo sempre appoggiata, quindi abbiamo sempre detto dall'inizio: deve scegliere lei di fare quello che gli piace, quello che portate, inutile che scegliamo noi per lei, perché non mi sembrava giusto. Abbiamo sempre dato la libertà di scegliere e fare quello che gli piaceva. Quando succedono purtroppo tragedie così improvvise, si va col pensiero al passato, ai momenti belli. Qual è il momento più bello che lei ricorda? Anche se è difficile forse individuarne uno, perché dai suoi racconti abbiamo capito che è stata una vita fatta di tante cose belle, ma c'è qualcosa di particolare a cui lei è molto legata? Ma tutti, come diceva lei, è difficile, perché noi eravamo veramente ogni giorno. Lei era una gioia, sia quando anche era a casa, metteva la musica, se mi vedeva magari un giorno triste, veniva, mi abbracciava, diceva: mamma, ti voglio tanto bene, che musica ti piace? Metteva la musica, si metteva a ballare. Lei, quando andava in agosto in Romania, aveva solo un mese per divertirsi, perché qua fra lavoro, scuola, usciva veramente poco in Italia, però ascoltava di tutto, sì, aveva sempre la musica, sempre il sorriso, era sempre felice, sì, era sempre una gioia lei. Johann, Patrizia è nata in Italia, no? A Colleferro, quando lei lavorava a Roma, però era molto legata alle tradizioni del vostro paese, alla Romania, e quindi immagino che lei, sua moglie, con Patrizia parlavate delle vostre origini, della Romania, di Tarnamare, del paese dal quale siete arrivati poi qui in Italia. Sì, parlavamo, anzi più lei che altro dopo mi diceva a tutte e due: io finisco l'università e dopo mi trasferisco là. Diceva ultimamente sempre. Voleva andare in Romania? Sì, voleva dopo l'università
finiva tutto, dopo voleva andare, trasferirsi perché piaceva le tradizioni, dopo i nonni della zia, anche la nonna qua. E purtroppo il nonno è dispiaciuto tanto, è mancato un mese prima che è successo, era rimasta un po' male per la perdita di mio padre. Perché vi spiego, noi nel 2014 siamo trasferiti anche noi in Romania, quindi lei ha fatto la prima e la seconda media in Romania, quindi aveva tanti amici, poi lei si è affezionata, noi siamo un po' più aperti come popolo, quindi lei veramente ha fatto tante amicizie, gli piaceva essere là. Comunque dicevano sì, anche se è nata qua, quindi abbiamo vissuto più qua che là, però lei piaceva. Con Bianca si è conosciuta lì oppure qui? No, lì si è conosciuta, sì, lì in Romania. Questa amicizia è nata lì nel Sì, periodo in cui lei viveva in Romania? No, quando andava in agosto più che altro, l'anno scorso, mi sembra 2 anni fa, non mi ricordo esattamente quando sono conosciute. Poi con i telefoni, sempre quando lei andava anche di Natale, si incontravano sempre. Ogni famiglia vive il dolore a modo suo, ovviamente, ma avete avuto qualche momento di condivisione con loro di questa situazione così pesante e dolorosa? Sì, in primi giorni sì, siamo stati vicini perché naturalmente poi sì, ognuno, perché noi non ci conoscevamo prima con i genitori, io conoscevo solo Bianca, però sì, il rapporto c'è, quando ogni tanto ci mandiamo un messaggio per vedere come stanno. Abbiamo detto delle passioni per il design, della musica. Sì. Quali altre passioni aveva Patrizia? Vedere tutti felici. Lei veramente era sempre, non voleva vedere mai nessuno triste, mi dicevano anche i suoi compagni, appena vedeva qualcuno triste o per l'esame o per qualcosa, sempre si metteva lì a fare le battute, a ridere perché aveva una risata veramente contagiosa. E lei era così, per quello anche noi cerchiamo adesso di non essere tristi, anche se è difficile, perché so che lei avrebbe lei voluto. vorrebbe che voi la viveste così. Sì, sì. Quello ogni tanto anche adesso ci metto la musica, quello che piaceva a lei, quindi anche le sue amiche dopo li farò vedere che vanno sempre in cimitero, li mettono la musica là sulla tomba, quindi Qual è stata la cosa più difficile da riprendere dopo questa immane tragedia? Cosa è stato più complicato riprendere nella vita, definiamola normale, di tutti i giorni, quando insomma è difficile immaginare poi una vita come prima, dopo fatti così dolorosi? È tutto, perché io mi alzavo sempre alle 6:30, li facevo sempre ogni mattina le crêpe per la colazione, tutte e due, quindi sempre la colazione facevamo insieme, poi lei andava a scuola, ogni tanto tornava a pranzo per mangiare, però eravamo sempre insieme, noi, quindi non c'era un giorno che non ci vedevamo, noi dormivamo con le porte aperte per darci una buonanotte, parlavamo tutti ognuno dalla sua camera per diverse cose, ridevamo, sì, eravamo una famiglia veramente molto unita, semplice, ma le abbiamo dato tanto amore, per quello non abbiamo rimpianti, perché le abbiamo detto ogni giorno quanto li vogliamo bene, che siamo orgogliosi di lei, è stato un bellissimo rapporto. C'era qualcosa che aveva in mente di fare che le è rimasta come, chiamiamolo, un rimpianto di un qualcosa che non potrà più fare con lei? È viaggiare, perché diceva sempre: mamma, ti porterò quando sarò grande a viaggiare insieme, perché noi non abbiamo fatto diciamo, come si dice, le ferie solo una volta, noi abbiamo pensato sempre a lavorare, non per viaggiare, per divertirsi. Allora lei diceva: mamma, ti porterò sempre con me. Lei apprezzava molto i sacrifici che avete fatto per farla studiare. Ha studiato dopo il percorso delle scuole pubbliche, liceo Sello, giusto? Sì. Poi l'accademia, che è comunque un percorso che impegna le famiglie dal punto di vista economico. Con il suo rendimento lei ha dimostrato di apprezzare, di dare un valore a quello che avete fatto, no, Johan? Sì, sempre perché come diceva mia moglie, non voleva essere un peso per noi, si rendeva sempre utile a qualsiasi cosa, a fare qualche cosa
vedi come andare lì a fare qualche lavoretto così o delle robe, sì. Per quella, sì. Purtroppo era una ragazza che si rendeva conto, diciamo, che era, diciamo, portare una famiglia avanti era abbastanza pesante, perciò... Sì, infatti noi li pagavamo. Sì, molto grata. Noi li pagavamo solo la scuola, sì, poi piccolo per resto sì, sempre cercava di arrangiarsi lei per prendersi i vestiti, i trucchi, quelle cose che gli servivano a lei. Non ci chiedeva mai niente, mai niente, come no. Come è normale che il giovane dice mamma voglio quello. Lei veramente si accontentava di poco, se gli prendevo qualcosa va bene, se no lei non chiedeva mai niente. È stata anche un grande esempio per la sorella. Sì. Quindi anche una grande perdita per la sorella. Poi era molto sempre premurosa con lei, quando attraversava la strada, era sempre dietro la sorella piccola, sempre. Aveva insomma un senso di protezione, no? Sì, ho visto anche dei video che lei ha pubblicato al mare, giocavano, si divertivano. Ma anche con mio marito, se magari quando faceva il secondo turno che doveva rientrare verso le 10:30, se era 10 minuti di ritardo, lui guardava perché non è arrivato papà, lo chiamava subito, papà perché sei in ritardo? Quindi sempre il pensiero per gli altri. Quel maledetto giorno, chi è che ha saputo prima che stava succedendo qualcosa di brutto? Chi è stato avvisato prima, lei oppure Johanna? Allora gli spiego com'è. Eravamo a casa tutti e due, io era come oggi, ho fatto il turno di notte e dovevo rientrare di nuovo alle 10, alle 22, perciò mi sono appena svegliato perché mi metto a letto anche pomeriggio a dormire, era non so 6 meno 10, ma non mi sono svegliato io. Purtroppo alle 6 sono arrivati i carabinieri, in quel momento lì abbiamo tutti e due diciamo, preso la notizia, allo stesso momento. Riuscite a dormire la notte? È difficile. Adesso un pochino di più sì, però per 3 settimane diciamo che era molto dura. Anche adesso sì, ci svegliamo ogni ora, ogni 2, dipende, perché non è facile. Quando le hanno consegnato il telefonino di Patrizia, cos'è la prima cosa che è andata a leggere, a controllare? A vedere più che a controllare, perché conosceva tutto di lei. Sì, le ultime sue foto e video, perché io sapevo dall'inizio che lei aveva il telefono pieno di foto, di video, perché lei era così. C'è il suo telefono proprio un diario di tutta la sua vita, che ogni giorno lei ha video, foto della scuola, di lei, dei amici. È come se le avesse voluto lasciare un qualcosa per sempre. Sì, infatti ho detto sì, perché ha custodito il telefono veramente perfette condizioni, non ha niente, nessun danno. Johanna, si è scoperta in questa tragedia anche una grande comunità rumena, perché abbiamo visto insomma tutto l'affetto che avete ricevuto dalle persone della vostra nazione, ma anche dai friulani. C'è stato tanto affetto anche da parte della gente di questa terra che vi ospita, dove voi lavorate ormai e vivete da tanto tempo così. Sì, è vero, sì. Abbiamo diciamo tanta gente, sia del nostro paese sia rumeni, che non conosciamo dopo di qua, altrettanto perché persone, gente che mai visti, ne hanno come protetti, sai, tutta la loro bontà. Dopo sia per la Patrizia sia per Bianca, ma sì, è vero, ci hanno accolti bene, diciamo, ci hanno, come dire, trasmesso abbiamo il nostro dolore con loro, diciamo, abbiamo... Vi siete sentiti, insomma, voluti bene, abbracciati dai friulani? Se l'aspettava lei? A parte che probabilmente non avranno avuto neanche il tempo di pensare a questo, ma a un mese di distanza
tornando indietro a quello che le hanno dato i friulani, la gente insomma che le ha manifestato affetto? Un po' non me lo aspettavo, però da una parte, conoscendo mia figlia, come era lei aperta per tutti, secondo me per il suo cuore, non tanto per noi, penso tutti un po' per lei, perché si hanno magari sentito la sua storia, la sua bontà raccontata dagli amici, dai professori, quindi secondo me è stato anche questo un po', perché sì, noi siamo integrati, come si vede, siamo sempre stati aperti, noi parliamo con tutti, non abbiamo... Cos'è che non ha avuto ancora il coraggio di fare? Coraggio di fare... Sono tante cose che è ancora difficile per me. È riuscita a vedere quei video negli ultimi istanti? Sì. Sì, perché è la testimonianza di quello che ha vissuto gli ultimi momenti. Dopo quello che è successo, voi siete una comunità molto religiosa. Credete ancora in Dio? Bella domanda, sì, all'inizio è stato molto difficile. Sì, ho detto abbiamo litigato anche con Dio, però vorrei credere che esiste, che quando sarà il momento di incontrarci ancora. Che messaggio lascia Patrizia a voi, come famiglia, e anche a chi non l'ha conosciuta e l'ha conosciuta purtroppo soltanto in occasione di questo tragico evento? Penso che il messaggio che lei che sempre diceva sempre ai suoi amici: viaggiate, soldi avrete ancora ma tempo no, quindi lei veramente viveva la giornata, era molto felice, molto, molto buona con tutti. Infatti mi dicevano i suoi compagni che li portava con la macchina in stazione, di qua, di là, li offriva il pranzo, l'aperitivo. Dice, non ci chiedeva mai niente, mai un centesimo per la benzina, per qualcosa. Dice, lei era così. Diceva una sua amica sì, che lei faceva sempre ordini su internet. Ha detto, mi dai anche a me questo sito che voglio comprarmi anch'io una maletta come tua. Dice, lei subito era con il telefono in mano, subito ha messo quantità 2, quindi dice, ha preso subito anche per me, senza chiedermi, senza niente, dice, subito aggiunto nel suo carrello anche per me. Questa maglietta che lei indossa è di Patrizia? Sì, sì, è sua. Ogni giorno ne prendo una cosa sua, la sento un po' più vicina a me, così. Adesso, Ioana, bisogna pensare anche all'altra ragazza, no? Patrizia vi dà tanta forza nel ricordo di quello che è stato il vostro rapporto, tanta forza ve la dà anche dover tirar su una ragazzina che ha subito, Giulia, che ha subito anche lei una perdita pesantissima, è così? Sì, è così. Patrizia non penso che non vorrebbe vederci, diciamo portare tutto quello peso qua, anzi voleva, penso che vuole vederci ancora, che siamo felici, che possiamo, diciamo, andare avanti per Giulia, per tutto quello che c'è rimasto, che anche lei sempre con noi, cioè non penso che vuole vederci che siamo così. Sì, infatti sempre no. Era sempre che... Cerco di non piangere davanti alla piccola, di non trasmettergli anche il nostro dolore, perché già c'è il suo. Che questi braccialetti sono di Patrizia, che ce l'aveva lei sulla mano l'ultimo giorno. Il tatuaggio mi sono fatta adesso settimana scorsa, che lei aveva scritta amore qua dietro, quindi tutti i suoi compagni sono fatti scritti amore, perché ha detto lei veramente era un amore di ragazza. E trasmetteva tanto amore. La camera di Patrizia l'ha lasciata così com'era. Sì. Sì. Anche ogni tanto, sai come siamo noi le mamme, che la sgridavo, gli dicevo un po' di tutto e lei diceva va bene mamma, grazie. Quindi non mi rispondeva mai dirmi una parola di troppo, quindi dopo mi passavo subito perché non avevi con chi litigare, lei mi ringraziava che io la sgridavo, quindi lei era così. E spero che rimanga qualcosa, che qualcuno pensa sempre
al prossimo, come pensava sempre lei. Lei non voleva male a nessuno, dava solo amore a chi poteva, che ci insegna a essere tutti un po' più buoni, che in tempo abbiamo perso la bontà e il rispetto per i professori che lei aveva sempre, ogni giorno. Appena entrava diceva buongiorno prof, come sta oggi? Mi raccontavano tutti i suoi prof, quindi sì. Lei ha detto di non avere rimpianti, rimorsi per qualsiasi cosa. Pensa di avere un rimpianto di non aver insistito tanto quel giorno per non farla andare lì? Ci ho pensato tanto, sì, perché se io le avrei detto di no, lei non andava, perché lei era così, era veramente molto, molto obbediente, anche se aveva quasi 21 anni, però se io dicevo di no, per lei era no, non faceva mai oltre, però ho detto subito di no, poi mi ha detto dai mamma non essere arrabbiata, quindi sì, ho detto sì, mezzogiorno, non fa niente di male, no? Va a fare una passeggiata, fare delle foto, come non è... Ho detto sì, non è niente di sbagliato per fermarla. Quindi. L'idea di un monumento, una statua che ricordi i 3 ragazzi? Sì, a noi non sarebbe dispiaciuto perché comunque si devono ricordare tutti anche fra 1000-2000 anni di quello che è successo, questa grande tragedia, solo che forse non era il momento adatto per proporla. E poi era più bella una statua dei eroi, se qualcuno li avesse salvati, fare una statua dei eroi era ancora più bella, soprattutto più bella, perché così bisogna fare solo statue dei eroi, non dei ragazzi che sono morti in tragedia aspettando che qualcuno li salvasse. E l'ultima cosa che lei ha chiesto ai soccorritori: chiamate mia mamma. E io sono sicura che è stata così, dopo si vedrà quando sentiremo le chiamate, perché ha avuto tempo di parlare con loro per tanti minuti. Grazie Michaela, grazie Johan. Grazie a voi veramente, grazie a tutti quelli che sono stati vicini a noi in questi brutti periodi. È stato un vero supporto per noi, tutta la gente, anche adesso che continuano a scriverci, vuol dire tanto. I got my friends in the world. I had my